Se la galleria non è in pericolo di crollo, secondo quanto dice ANA stessa, non è giustificato il fatto che si debba chiudere per 2 anni per fare una messa in sicurezza. Basta prendere in giro il Comelico e i suoi abitanti. Il senatore Luca De Carlo interviene duramente sui lavori alla Galleria del Comelico. 745 giorni il timing ipotizzato da ANAS per eseguire l'intervento al manufatto, che è sbocco turistico ed economico fondamentale per le terre alte. Chiamato in causa dai sindaci del territorio e del comitato locale, De Carlo si appella a tutte le istituzioni affinché, unite, chiedano lavori notturni e strada alternativa. Mettiamola in sicurezza, chiudiamola di notte, facciamo i lavori dove è possibile senza chiuderla, dopodiché studiamo una viabilità alternativa che consenta pure magari di chiuderla, ma credo che il costo-benefici in questa fase sia assolutamente sproporzionato. Non si può lasciare certo un'area già penalizzata dallo spopolamento, che già rientra appunto nelle aree interne, che ha patito 2 anni di pandemia, e adesso assestargli il colpo di grazia. Il senatore ha già pronto il suo piano d'azione. Lunedì prossimo porterà alla Giunta dell'Unione Montana Centro Cadore un ordine del giorno sulla questione. I consiglieri di Fratelli d'Italia presenteranno una mozione in Consiglio regionale. Infine, De Carlo, con i colleghi di Fratelli d'Italia presenti nelle commissioni competenti, si attiverà con ANAS per arrivare al più presto a una soluzione definitiva. Io non vorrei che questa fosse letta come la battaglia di 4 o 5 comuni del Comelico. Io credo che qua sia la battaglia di tutta la parte, sicuramente di tutta la parte nord della provincia, ma anche una battaglia di principio rispetto alla considerazione che le comunità locali devono cominciare ad avere. Un colpo di grazia intollerabile per un'area che combatte da sempre contro lo spopolamento. Già il Comelico è fortemente penalizzato per il fatto che assiste ormai inerme a una situazione, quella del collegamento sciistico di Padola, che non trova sbocco e dove la politica ha preso in giro, rovesciando la colpa prima ad un partito poi ad un altro, ma i risultati non si sono visti. Allora noi come possiamo pretendere che la gente abbia fiducia nelle istituzioni se poi siamo i primi a fare un disastro?